Integrazione e accoglienza sono alla base del progetto lavorativo portato avanti da una delle cooperative sociali di Genova in collaborazione con lo stabilimento balneare La Valletta di Santa Margherita Ligure, in cui vede coinvolti 4 ragazzi provenienti dalla Nigeria. I colleghi hanno subito accolto questi ragazzi e li hanno considerati colleghi a tutti gli effetti. Il lavoro è armonico, si lavorano molto bene insieme. Devo dire che forse è nata anche un'amicizia e i clienti invece l'accoglienza è stata buonissima, soprattutto per il ragazzo che lavora sulla spiaggia, lo adorano, gioca con i bambini, si trovano tutti molto bene. Quindi qual è il senso, diciamo, di questo progetto di avviamento al lavoro? Il senso è dare un'opportunità a questi ragazzi e vedere se dimostrano di essere veramente delle persone valide che hanno voglia di integrarsi, cosa che noi abbiamo avuto la fortuna di avere. Abbiamo incontrato Daniel Moody, giovane nigeriano arrivato in Italia qualche anno fa. Daniel ci tiene molto a raccontare la storia del suo viaggio verso il nostro paese, significativa, come afferma lui, per conoscerlo meglio. Com'è stato il tuo viaggio dalla Nigeria all'Italia? Da Nigeria fino all'Italia, viaggio pericoloso, viaggio per le persone che sono fortunate arriva in Italia. Più pericoloso di viaggio è deserto, vita in Libia, anche in Mediterraneo. Attualmente lavora come cuoco nella cucina dello stabilimento balneare e ritiene di essere molto fortunato ad essere finalmente in Italia. Cosa si prova? Cosa hai provato durante il viaggio? Quali sono state le tue emozioni? Alla fine sono in Italia contento. La vita in Libia è qualcosa che non è voglio esperienza più.